Last call, ultima chiamata, potrebbe sembrare il nome di un film drammatico, ma in realtà rispecchia fedelmente la situazione attuale. Ecco, magari non proprio l'ultimissima, ma se si vuole raggiungere l'obiettivo minimo, il margine di errore è ormai pressoché nullo. Sognare infatti non è mai costato nulla, ma per realizzare i sogni bisogna per forza vincere, e per vincere ci vuole sacrificio, perseveranza e tanto cuore. La pressione è inevitabilmente alta, le aspettative ovviamente anche. Saranno 5 finali, dove potrebbe non bastare dare il massimo, potrebbe non bastare versare fino all'ultima goccia di sudore, ma è l'unico modo per non avere rimpianti. Buonasera dal Panama Maser, da Alberto Mazzerla, Enrico Mussato. È l'ora del posticipo tra Sporting Alta Marca e Olimpia Rovereto per la 22esima giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone A. Lo Sporting Alta Marca arriva dalla sconfitta sul campo del Maccan Prata per 4-3 con reti di Modesto, Carignato e Brusaferri, che sancisce al momento l'uscita dalla zona playoff. I ragazzi di Gigi Pagana sono ora sesti a 33 punti, a -1 proprio dal Rovereto, che arriva da 2 sconfitte consecutive, l'ultima a dir poco clamorosa in casa per 1-4 contro i Saints Milano, che erano ultimi in classifica. Per i trentini la rete è stata di Vivian. Rovereto che ha perso in semifinale di Coppa Italia contro la Bulldog Capurso per 3-0, dopo aver appunto eliminato proprio lo Sporting Alta Marca qui a Maser 4-0 con doppietta di Rafinha, gol di Castaldello e Hakimi. All'andata a Rovereto finì 1-1 con gol di Modesto e Bazzanella. Gli arbitri di oggi sono i signori Amir Krupic della sezione di Brescia e Bartolomeo Santarpia della sezione di Castellammare di Savia. Cronometrista Andrea Gobbo della sezione di Mestre. Andiamo con le formazioni di oggi. Per l'Olimpia Rovereto, numero 6 Tiago, numero 8 Castaldello, numero 9 Frisenna capitano, numero 10 Rafinha, numero 11 Hakimi, numero 12 Spangaro, numero 13 Veronesi, numero 14 Bazzanella, numero 16 Ceschini, numero 17 Onzaca, numero 28 Bursi, numero 67 Viviana, il mister Beppe Saiani. Per lo Sporting Alta Marca, numero 1 Pagos, numero 3 Wenu, numero 6 Murga, numero 7 Ceranto, numero 9 Brusaferri, numero 11 Veiseli, numero 12 Kovacevic, il capitano oggi, 13 Modesto, 15 Corazzin, 20 Baron, 30 Zarantonello, 31 Carignato, il mister Gigi Pagana. Nel frattempo a bordo campo viene premiato Jesus Murca come MVP del mese di marzo. Direi un premio più che meritato, un testa a testa fino alla fine con Luca Brusaferri, che ha siglato proprio nella scorsa partita contro il Maccan il primo gol tra i grandi in maglia Sporting. Ed ecco il fischio dell'inizio del match con il Rovereto in possesso palla. Rafinha, Tiago, ancora Rafinha, palla fintata, gioca verso Ceschini. Ceschini, palla sopra per Bazzanella. Tiago perde palla, Rafinha, attenzione, Zarantonello col cucchiaio! Subito, occasionissima per Zarantonello. Parte forte lo Sporting, subito in prima linea, Zarantonello ruba palla, riesce con il cucchiaio, peccato non entra dentro al rettangolo della porta, ma Alberto oggi è partita importantissima per entrambe le compagini. Attenzione a un solo punto in classifica in vista dei playoff, qui c'è solo da giocarsi 3 punti. Assolutamente, Rovereto in questo momento è dentro l'ultimo posto disponibile per i playoff. Lo Sporting Alta Marca è appena sotto. Calcia fortissimo qui Hakimi, la palla finisce a lato della porta di Kovacevic. Altra occasione qui invece per i trentini adesso. Match che è iniziato subito forte per entrambe le squadre. 2 occasioni già. Ora possesso dello Sporting, che presenta il quintetto con Kovacevic, Zarantonello, Baron, Murga e Carignato. Risponde l'Olimpia Rovereto con Ceschini in porta, Bazzanella, Hakimi, Rafinha e Tiago. Baron prova l'1 contro 1 contro Rafinha, la palla scivola via in fallo laterale e quindi riparte il Rovereto. Possesso palla dei rossoblu. Qui Rafinha prova ad andare via da solo, poi si ferma. Attenzione il rischio, qui la pressione funziona di Zarantonello, poi la palla rimane tra i piedi dell'Olimpia Rovereto. Zarantonello che recupera la palla, calcia e colpisce, mi pare, il palo. Ci ha colpito forte il primo palo di
di Ceschini. È bravo a crederci Zarantonello sulle palle, quelle vicine al piede forte dell'avversario. Ma molto scaltro va a rubare palla. Bazzanella ancora, attenzione. Hakimi cerca l'imbucata, alla fine arriva. Bazzanella scarica dietro per Rafinha. Thiago, ancora Rafinha. Bazzanella prova l'imbucata, ma Baron chiude bene in diagonale, scarica per Kovacic. Match subito vibrante, come la posta in palio chiede. Zarantonello on fire, in fase di pressione, già 2 palloni recuperati, già 2 occasioni clamorose per il 30. Pagana sta orchestrando il possesso palla dello Sporting, l'ultimo tocco qui di Bazzanella, andrà a battere dalla rimessa, anzi no, dal calcio d'angolo Jesus Murga. C'è uno Sport Alta Marca che sta cercando il metro giusto per arrivare alla finalizzazione. Inizialmente cerca comunque la parte esterna con l'avanzamento di Zarantonello in profondità e Carignato che dà un supporto, poi lo vediamo vicino a Murga in questo senso. Carignato per Zarantonello, calcia Ceschini, ancora Zarantonello, un'altra occasionissima qui per Marco Zarantonello. È lì e ci gironzola attorno, sei nel limite dell'area, guarda un po', lo vediamo dal replay, sei al limite e cerchi comunque con la punta di calciare. Peccato che magari Carignato avrebbe potuto dare un po' più di sostegno e andare a bloccare il difensore di Zarantonello. Ancora Murga che scarica per Carignato, di nuovo Murga. Zarantonello. Carignato si gira, calcia. Bella qui la girata stile pivot di Carignato che calcia non distante dal palo sinistro di Ceschini. Iniziano ad essere molte le occasioni per lo Sporting Alta Marca. Qui recupera palla Murga, Zarantonello ancora per Murga, chiuso. Attenzione al contropiede del Rovereto. Bazzanella prova a mettere dentro per Rafinha, ma Kovacevic. Ottimo in chiusura su, no, non era Rafinha, ma su Hakimi. Ottima la chiusura di Kovacevic, che legge benissimo la situazione. Sì, fiammate stiamo vedendo sia dalla parte dei casalinghi che dei trentini. Attenzione a Bazzanella perché nel momento in cui la palla viene ricevuta a spalle alla porta sono bravissimi i laterali Hakimi e Rafinha a proporsi, e abbiamo visto nel lato di sinistro molto pericoloso. Bravo Dragan. Murga a lottare con Hakimi, la palla arriva tra i piedi di Dragan Kovacevic, che la scarica per Murga. Ancora possesso dello Sporting che riorganizza le idee. Carignato a fare sportellate con Thiago, ancora Zarantonello, Baron per Carignato, Carignato ancora a lottare, recupera palla, Carignato dopo averla persa momentaneamente, ancora Baron per Murga, se ne va, Murga, palla dentro, deviazione di Thiago, la palla esce di un soffio con Ceschini che ormai era spiazzato. Sì, anche un po' sfortunato, qui è rimpallato il tiro di Murga su Thiago, posizionato molto bene sul primo palo, però di nuovo possesso palla sul calcio d'angolo, attenzione a Carignato al limite dell'area, ma Baron posizionato sul secondo palo. Palla dentro ancora, toccare Thiago in rimessa laterale per lo Sporting, nulla di fatto da questo corner per i padroni di casa. Andrà a battere Carignato il fallo laterale. Murga per Carignato ancora a lottare, Baron, Murga, palla sopra, fuori misura qui il tocco di Jesus Murga, che poco fa si è disimpegnato in un doppio passo che ha lasciato sul posto il diretto avversario, poi l'occasione con la deviazione. Ancora Kovacic in uscita qui, riparte Baron, palla dentro per Carignato, si gira Carignato, prova a calciare lui, calcia Carignato, Ceschini para
E poi l'ultimo tocco di Baron. Altra occasione per lo Sporting, ancora nulla di fatto a livello realizzativo. Sì, Carignato l'ha lavorata molto bene, era a spalle alla porta, visto che il difensore ha lasciato un metro, è andato al tiro. Baron un po' in ritardo, infatti è andato a toccare la palla. Lascia il possesso. Attenzione qui, Kovacevic ancora a dire di no a Vivian. Grande intervento qui di Dragan Kovacevic. Arriva anche la seconda occasione nitida per l'Olimpia Rovereto e questa volta è il portiere dello Sporting a dire di no. Importanti le essenze da tutte e due le parti, da una parte Cristel e Mufakir, dall'altra il capitano Alvise Rosso squalificato. Oltre al lungodegente Miraglia che ha avuto un problema non da poco e sta recuperando, problema che lo tiene fuori dagli ottavi di Coppa Italia contro il Lecco. Murga va a calciare alto, buona qui l'iniziativa di Murga, palla però si alza un pochino troppo sopra la traversa. Sì, Rovereto un pochino in difficoltà ad uscire dalla pressione, lo vediamo ora, lo Sporting sta allentando un po' la pressione sull'uomo, ma ad uscire dalla propria metacampo ha la difficoltà nel trovare lo spazio giusto, il tempo giusto di gioco. Ora fortunatamente prende un fallo, siamo ai 12 metri, molto posizionato strategicamente centrale dove puoi lavorare sia un secondo palo che un tiro diretto. Il fallo è stato di Cerantola qui, una spinta di Davide Cerantola nei confronti di Vivian, quindi punizione per Rovereto. Achini per Bazzanella, calcia per Uenu, 2 volte Carlo Uenu, e non per un gol ma per averne salvati 2. Ancora Rovereto, questa è clamorosa doppia occasione per i trentini, qui la palla ancora buona, va a calciare Bazzanella, calcia altissimo. Sì, molto potente, poco preciso, ma l'azione precedente con Carlo Uenu che va a difendere nella propria porta, lì al limite dell'area, scusate, al limite proprio della linea di porta. Spettacolo la difesa di Carlo, Assolutamente una giocata paurosa, siamo abituati noi a avere i gol di Carlo Uenu, qui addirittura ne ha salvati 2, si è immolato 2 volte sulla riga di porta e qui recupera palla Uenu, attenzione, riparte Carlo Uenu, ha spazio Uenu, palla in mezzo per Murga, viene fermato, forse c'è un fallo, forse no, l'arbitro non fischia, Castelleo riparte, Uenu interviene a toccare il pallone in fallo laterale, l'arbitro lo redarguisce ma Uenu non è propriamente d'accordo. Sì, è stato bravissimo il 3 dello Sport Datamarca a difendere e poi andare subito in superiorità numerica, ma attenzione che Achime di mestiere è andato a prendere la palla in possesso. Uenu qui bravissimo, interrompere l'azione, ancora Veiselli per Modesto, impreciso il tocco del numero 11 per il coetaneo Andrea Modesto, reduce dalla doppietta nazionale Under 19. È un po' un incoronare la stagione che sta facendo. Modesto è un giocatore del settore giovanile dello Sport Datamarca, dove ha curato tantissimo negli ultimi anni la parte agonistica della prima squadra e i frutti si vedono comunque dopo un po' di spazio che trova appunto in prima squadra. Sì, sono 5 i gol stagionali di Andrea Modesto in 18 presenze. Sicuramente un ottimo bottino per un classe 2006. Proprio Modesto va a toccare il pallone qui, a difendere la propria porta, la calcia sul soffitto, quindi riparte Rovereto da rimessa laterale. Achini per Gastaldello, la palla è imprecisa, quindi rimessa per lo Sporting.
Cerantola, scarica per Veiseli, Zarantonello, palla imbucata per Veiseli che però si gira troppo tardi, palla quindi scorre via in fallo laterale. Siamo in una fase di leggera imprecisione delle due squadre dopo un inizio scoppiettante. Ancora Cerantola per Modesto, a puntare Gastaldello. Modesto cerca lo spazio, rientra Modesto, apre per Veiseli, palla dentro, chiuso ancora Veiseli per Modesto, scarica per Cerantola, vediamo se calcia, Cerantola calcia, viene murato e quindi Modesto si affida a Kovacevic senza rischiare. Di nuovo Modesto a puntare, se ne va sulla fascia, attenzione Modesto per la palla dentro, viene chiuso Ceschini con i piedi per Viviana, attenzione, punta, calcia, si distende Kovacevic e poi c'è il fallo di Veiseli. Si arrabbia moltissimo Cerantola, il fallo però sembra in effetti esserci. L'anticipo di Viviana ai danni di Veiseli e il tocco del numero 11 sul piede del numero 67 e quindi punizione ancora per il Rovereto. Rientra anche Tiago per battere la punizione e fare lo schema con Hakimi, Gastaldello e Bazzanella a completare il quartetto di movimento. Batte Hakimi, calcia forte, Kovacic la para, le mani resta lì e Kovacic la raccoglie e rilancia verso Zarantonello che prova il contropiede, alla fine chiude Hakimi per Ceschini che con i piedi non può far altro che rinviare lungo senza trovare nessun compagno di squadra perché la pressione dello Sporting era molto molto alta. Sì, è vero, era molto alta, ma c'era Bazzanella che ha fatto una difesa molto lunga, è arrivata al limite dell'area, è l'unico giocatore che dà molta profondità e la situazione del Rovereto con Bazzanella in campo è molto pericolosa per lo Sport Tamarca. Attenzione quando prende la profondità. Bazzanella che reduce da 5 gol nelle ultime 4 giornate, quindi sicuramente uno che sta bene in questo momento della stagione. 9 i gol, anzi no, scusate, 11 i gol in campionato per Bazzanella. Non è il miglior marcatore della squadra perché lo è Hakimi con 13. Ma nell'ultimo periodo Bazzanella sicuramente ha dato quel quid in più alla squadra. Cerantola con il tocco e alla fine Modesto recupera il pallone, poi calcia un po' masticato con il sinistro. E non si è accorto che c'era Veiseli che stava arrivando, infatti ha fatto il segno che non t'ho sentito arrivare. Ci ha creduto, non ha calciato molto bene, ma attenzione che in questo periodo del primo tempo c'è il Rovereto che è un po' in difficoltà e lo Sporting deve assolutamente approfittarne per salire il punteggio. Brusaferri è entrato adesso, prova a giocarla, sbaglia qui l'appoggio Luca Brusaferri che complice anche le assenze sta prendendo sempre più piede in prima squadra, è arrivato anche il primo gol in maglia Sporting. Zarantonello per Cerantola, punta Gastaldello, rientra, chiude Onzaka e quindi Cerantola andrà a battere la rimessa laterale. Zarantonello, Cerantola, ancora Zarantonello, Baron imbucata per Zarantonello a spazio, Zarantonello prova la giocata, Gastaldello, cucchiaio, Kovacic bene due volte, Dragan Kovacevic a chiudere lo specchio della porta a Gastaldello, altro grandissimo intervento di Dragan Kovacevic. E lo vediamo ripetuto qui dal replay, due parate molto diverse, una molto in posizione lì al limite dell'area che aspetta il tiro e poi subito in spaccata andare a coprire il primo palo. Bravissimo Dragan. Castello prova qui il calciare, calcia molto distante dalla porta, quindi messa dal fondo per Dragan Kovacevic che è il
Terzo intervento importante del match, dove non è arrivato lui, è arrivato Carlo Uenu con il Rovereto che ha un po' alzato il baricentro dopo aver sofferto parecchio in fase d'avvio. Qui Ceranto, la palla dentro ancora, chiuso, riparte Castaldello. Attenzione qui, in compressione da Verona, attenzione ancora Kovacevic su Onzacca, poi Zarantonello su Rafinha, ancora Onzacca, Tiago chiude Brusaferri, bravissimo ancora una volta Dragan Kovacevic. Adesso è meglio Rovereto in questa fase del match. Gastaldello ancora, palla dentro, Cerantola con freddezza, scarica per Barona, ancora Cerantola. Deve riordinarsi lo Sporting, deve rimettersi in sesto. Qui Cerantola per Brusaferri che scambia con Cerantola, ancora Cerantola, prova a calciare lui! Sul fondo, ma che occasione qui! E quando accelera va, quando Cerantola cambia il passo fai fatica a starci dietro. Ha fatto l'imbucata benissimo qui per Brusaferri, si fa vedere a lato piuttosto che andare incontro e poi va a calciare in sinistra che non è il suo piede forte, di poco a lato. Murga recupera una gran pallone, attenzione, calcia Brusaferri sul fondo, ma il tocco è di Ceschini decisivo. Mister Pagana è entrato, scusate, Mister Pagana ha avuto subito bisogno di mettere dentro Jesus Murga per riordinare più la fase difensiva. È subito Jesus Murga, prova l'anticipo e poi va a sradicare la palla, a far ripartire i suoi. Qui l'ultimo tiro di Brusaferri con il tocco di Ceschini in calcio d'angolo, altra occasione per lo Sporting, ancora 0-0, ma le emozioni questa volta ci sono state. Murga va a calciare, viene murato da Onzacca, quindi calcio d'angolo ancora dall'altra parte per lo Sporting. Baron per Cerantola, ancora Baron, fuori per Caregnato. Ancora Kovacevic a ricevere palla da Cerantola che il ritorno del pallone, ancora Murga, si accentra Murga, cerca lo spazio, apre per Baron, prova a cercare Caregnato, non si capiscono i due, quindi riparte Rovereto. Tiago, Hakimi, Rafinha, ancora Hakimi per Tiago, prova la palla in parallela, controlla Cerantola e riparte Murga per Barona, chiude Onzacca, quindi rimessa laterale per lo Sporting. Sì, è un momento di respiro soprattutto per lo Sport Altamarca, lo vediamo proprio prendersi quei metri, quei secondi giusto per respirare. Cambi non tanto rapidi per Mister Pagana, ma soprattutto qualificati per il ruolo, e uno tra i quali è proprio il cambio di Jesus Murga nel momento in cui non ha un centrale difensivo come esempio può essere un Davide Cerantola, però che si sacrifica più per la difesa, ma sappiamo bene che il punto forte di Davide Cerantola è l'1 contro 1 e quindi nel momento in cui lo fai difendere o lo metti nella propria metà campo lo vai un po' a perdere nella fase offensiva. È entrato anche Frisenna adesso nel fine del Roveretto, eccolo qui che riceve palla il capitano. Ancora Frisenna, ma Kovacic in anticipo si rifugia in fallo laterale. Frisenna, settima stagione con la maglia del Rovereto. È capitano, non è quello che ha più stagioni di tutti ce le ha Bazzanella. Qui Murga a sradicare le parole proprio del capitano, a recuperare palla, a ripartire da Kovacevic che scarica per Baron, riparte lo Sporting, Uenu a lottare, non trattiene il pallone che scivola via in fallo di fondo. È stato bravo Hakimi qui di mestiere a andare a spalleggiarsi con Uenu. Attenzione sul
sul capitano Frisenna. Ribattono velocemente la punizione e perdono il controllo del pallone. L'arbitro dice giocate. Quindi un'altra spinta. Ci pensa un po' al direttore di gara. Finora sono state tutte fischiate questi tipi di fallo, quindi andava fischiato anche questo. Sì, c'è anche da dire che la partita non è stata maschia finora. I falli sono 3-1, ma non così poi tanto agonistica, tanta qualità, non molta intensità a livello di gioco. Ancora tanto da dire in questa partita, Alberto. Murga prova la giocata qui per Barona, assolutamente d'accordo con la tua analisi. La squadra che ha fatto più falli è lo Sporting, ma sono stati 2 falli quasi fotocopia, sono tutte spinte anche in questo caso qui. Un'altra spinta, ci sono le spinte che vengono fischiate qui, sono 5 falli praticamente tutti di spinta, quindi il metro per adesso è lo stesso. 3-2 i falli, 0-0 il punteggio. Murga con il pallone, scarica per Carignato, Baron. Murga ancora, prova l'imbucata per Carignato, rimessa laterale per lo Sporting con Wenu alla battuta, che scarica per Murga, ancora Baron. Giro palla dell'Alta Marca che perde pallone, Frisenna calcia da distante. Palla esce a lato, Kovacic controlla. E ha fatto bene crederci Frisenna dalla lontananza, era ai 10 metri. Chiude troppo il tiro a sinistra di Dragan Kovacevic. È un Rovereto che è in pressione soprattutto a 3/4 campo. È uno Sport invece un po' più sulla gestione della palla. Modesto per Carignato, va dentro, Modesto non ci può arrivare. Era una palla interessante quella di Carignato. 6-0-8 alla fine, ancora nessun time out, però c'è il cambio del pallone che risulta sgonfio, quindi alla fine il pallone è stato scelto, si batte. Frisenna a mettere giù il pallone contro Murga, ancora Rafinha prova a giocare, Frisenna, pressione dello Sporting molto alta, scambio tra Rafinha e Frisenna, non si capiscono i due, quindi rimessa laterale per lo Sporting sopra la metà campo. Carignato, attenzione al pressing, si rifugia saggiamente verso Kovacevic che lancia lungo, Wenu di testa. Carignato mette giù il pallone. Murga, ancora Carignato, cerca spazio per calciare, viene murato, l'ultimo tocco è di Rafinha, rimessa laterale per lo Sporting. Sai Alberto, pensavo allo Sporting che uno dei punti a favore suoi sono proprio l'intensità di gioco. Nel momento in cui vai a abbassare l'intensità non fai tanto male all'avversario, e Rovereto sotto questo punto di vista ne giova, e quindi nel momento in cui ha la palla semplicemente con un attaccare lo spazio di 1 metro. Frisenna qui, attenzione, palla finisce fuori di poco. Semplicemente con un movimento di 1 metro metti in difficoltà la giocata dello Sport Alta Marca, semplicemente perché non c'è l'intensità di gioco. Sì, sono d'accordo con te, anche perché nella primissima parte di gara l'intensità dello Sporting era alta e quindi sono anche arrivate numerose occasioni. Poi lo Sporting ha un po' calato il ritmo, è uscito il Rovereto che quindi ha trovato anche più spazio. Adesso la partita si è un po', come si può dire, addormentata in un possesso palla continuo con errori da una parte e dall'altra nella zona centrale del campo, che è ancora pressione dello Sporting ma poco convinta
non intensa come all'inizio, è un po' calato il ritmo e quindi, come dici tu, quando lo Sporting cala il ritmo gli avversari trovano sicuramente giovamento e più spazio e il Rovereto di qualità comunque ne ha parecchia. Wenu a recuperare palla grazie a Modesto, ancora la palla, Modesto contro Ceschini, l'ultimo tocco di Ceschini, calcio d'angolo. Sì, poi capitano le fiammate, come abbiamo appena visto con Modesto. La collaborazione assieme a Carlo Wenu, fortunatamente la palla gli è arrivata, ci mette il piedone, ma Ceschini è bravissimo a coprire il primo palo. Di nuovo possesso per lo Sport Marca, calcio d'angolo, attenzione a Zarantonello al limite dell'area. Wenu, attenzione, rischia in scivolata lunga per Kovacevic. Prima dell'arrivo di Hakimi, palla sopra di Kovacevic, cercare Zarantonello, difficile, non riesce il numero 30 a tenerla in campo. E quindi cambi, entra Cerantola al posto di Wenu, 4-17, 0-0. Dopo un avvio di match molto promettente dello Sporting, è uscito il Rovereto e adesso invece da qualche minuto la partita si è un po' adagiata su un ritmo più basso, quindi anche le occasioni sono un pochino calate. Che poi ci sta ad alternanza a dare massima intensità e gestire la partita, però la qualità deve mantenere lo stesso livello. Se scende un po' la qualità devi assolutamente alzare l'intensità, altrimenti inizia a essere una partita scialba e il rischio è di andare a giocartela tutto agli ultimi minuti o portarti a casa un misero pareggio, che forse il punto non giova a entrambe le compagini. A quel punto forse con qualcosina in più lo Sporting potrebbe risultare così a vantaggio proprio per salire la classifica, andare a prendersi Macamprata che ai occupa playoff. il terzo posto. Assolutamente d'accordo, qui adesso Pagana orchestra la pressione, quando alza l'intensità lo Sporting è sicuramente pericoloso ed è efficace nel recupero della palla, come in questo caso. Vediamo se è anche una tecnica, come dici tu, per recuperare un po' di ossigeno. Ceschini di testa, anticipare 2 volte Ceschini. Rimestare per lo Sporting con Cerantola che scarica per Zarantonello. 3 minuti e 0,5 adesso alla fine del primo tempo. 0-0, Zarantonello calcia, Murato. Rimessa per lo Sporting. Per il Rovereto invece, nel momento in cui Bazzanella scende dalla propria posizione, fa fatica poi la squadra ad uscire alla propria metà campo, proprio perché non c'è un punto di riferimento lontano dalla propria porta. Lo vediamo infatti adesso andare a prendere a profondità il numero 14 del Rovereto. Ancora Bazzanella. Castaldello. Gira palla, sbaglia, quindi rimessa per lo Sporting. Viseli a battere per Zarantonello. Cerantola. Prova 1 contro 1. Ancora Cerantola, parla, prova a calciare lui, Cerantola! Si distende Ceschini, ecco quando si accende Davide Cerantola con la sua velocità nell'1 contro 1 può far male. Eh sì, è quello che poi si aspetta mister Pagana, è quello che poi chiede, dare la fiammata, quindi forse abbassare il ritmo, avere quel ritmo soporifero anche per l'avversario e poi andare nell'1 contro 1 e rapidamente andare al tiro. Bravissimo comunque Ceschini a rimanere concentrato fino all'ultimo secondo. Cerantola, bella giocata per Caragnato, calcia Zarantonello, rimane lì
calcia Viseli 2 volte, viene murato 2 volte, riparte Hakimi, attenzione c'è campo, Viseli spende il fallo, verrà ammonito, eccolo qui, numero 11 Viseli, quarto fallo per lo Sporting Alta Marca. Qui il fallo è speso anche abbastanza correttamente da parte del giovane 2006 Samir Viseli. Sì, molto intelligente, qui è un fallo tattico, era in difficoltà, era in inferiorità numerica. Bazzanella si stava involando oltre la metà campo per arrivare alla porta avversaria. Tirata in maglietta, cartellino giallo. Thiago calcia verso la porta con poco spirito, diciamo così. Palla esce fuori, 1 minuto e 50 alla fine. Cerantola. Sta per rientrare anche Carlo Uenu. Viseli. Carignato. Cerantola. Tiro di Cerantola di pochissimo a lato, altra occasionissima per Davide Cerantola. Sì, molto rapido nella giocata, stoppa con il sinistro, calcia di punta di destro, ma attenzione che Ceschini era ben posizionato sul primo palo, è sceso bene e anche se fosse stato dentro allo schermo della porta probabilmente ci sarebbe arrivato. Qui perde la rimessa Carignato, riparte il Rovereto, Gastaldello prova la palla dentro, grandissimo qui intervento di Carignato, bella la palla di Gastaldello verso Vivian d'esterno. Vivian ancora a tenere palla, a difendere il pallone, evitare che esca Bazzanella, si rifugia Ceschini, si alza lui, Ceschini andrà a rilancio lungo verso Bazzanella, attenzione Kovacic contro Bazzanella, Kovacic con i pugni in uscita. Bravissimo qui Dragan, senza timore, andare sopra la testa di Bazzanella con i pugni e liberare quella palla al limite dell'area molto pericolosa lanciata da Ceschini, che tutto può succedere, da una spizzata di testa o un rimpallo con la palla che rimane lì, con il puntino te la butti dentro, quindi senza pensarci 2 volte Dragan mette pallo a lato. Time out per Mister Sajani. Time out che arriva molto tardi nel primo tempo ed è il primo time out della gara, con Pagana che cerca di dare delle indicazioni senza la magneta, quindi più o meno di posizione. Vediamo se vengono recepite dai ragazzi. Un time out molto veloce quello di Gigi Pagana, molto più intenso quello di Sajani, che giustamente l'ho anche chiamato. E adesso c'è un possesso in fase offensiva. Credo che l'intento era quello proprio di organizzare il laterale offensivo. Siamo a 3/4 campo, siamo ai 12 metri, attenzione a Gastaldello, Bazzanella al limite dell'area. C'è lo schema, Kovacic qui non perfetto della parata, sembrava comoda, la palla però sfugge via, va il calcio d'angolo. 58 secondi, andrà dalla banderina Thiago, altro schema in arrivo, fuori per Hakimi, temporeggia, scarica il Bazzanella, calcia, colpisce Uenu che riparte, Uenu calcia, chiuso da Hakimi in fallo laterale, 45 secondi. Ancora Uenu che calcia forte, chiude Thiago, Bazzanella prova a sorprendere Kovacic che però è lì fermo, la palla arriva comoda tra le braccia, riparte Cerantola, 35 secondi, ancora Cerantola, prova l'1 contro 1, Cerantola contro Castanello che lo incita a provare il numero 1 contro 1, apre la palla per Zardello, calcia Uenu, alto, 25 secondi alla fine. Che peccato, questa era una bellissima giocata, guarda un po', lato Cerantola per Zarantonello su Olata, messo malissimo con il corpo Carlo Uenu, non da lui. Ci aspettavamo quel tiro secco, giusto, posizionato bene, potente, preciso sul secondo palo, che probabilmente avrebbe risolto la prima parte della partita e andare negli spogliatoi dell'1-0. Invece ancora 0-0, 15 secondi, ancora a giocare. Carignato, palla dentro, attenzione, Zarantonello! Occasione clamorosa per lo Sporting, con Ceschini che para
ancora una volta su Zarantonello, che avrà avuto a memoria almeno 5 palle gol in questo primo tempo. E scende giù alla brasiliana, molto bravo in ginocchio, copre bene lo spazio, soprattutto in altezza. Zarantonello non ci riesce nel tiro. Carregnato viene murato, la palla ancora resta lì, attenzione, altra possibilità, altra occasione per lo Sporting. Si chiude la difesa del Rovereto, non riesce a calciare Carregnato, 4 secondi, Carregnato calcia lui, la palla in attenzione, palo, incredibile! La deviazione di Onzaka, la palla piano arriva sul palo con Ceschini completamente battuto sul tiro di Carregnato. Eccolo il replay di FP Video Production che ci mostra l'occasione clamorosa dello Sporting con la quale si chiude la prima frazione, una prima frazione che ha avuto una prima parte e un'ultima parte molto intensa, con la parte centrale un po' soporifera. 0-0 il risultato, ma le emozioni ci sono state e come. Non ultima l'occasione con la deviazione di Onzaka sul palo. E quindi adesso si va tutti a bere qualcosa di rigenerante e si trova qui tra poco per la seconda frazione di gioco tra Sporting Altamarca e Olimpia Rovereto.
battere Modesto per Baron. Zarantonello, ancora Modesto. Uenu si apre. Ancora Uenu, si arriva la calcia, Ceschini come può, riparte Rovereto con Hakimi. Ancora Uenu recupera il palla, attenzione. Uenu tiene il pallone con un gioco di prestigio. La scarica Zarantonello, ancora Uenu per Modesto. Che la scarica per Uenu. Chiusura di Hakimi. In fallo laterale. Vedi quando si alza un po' il livello di intensità, cosa esce dal numero 3 dello Sport Datamarca, Alberto. Sei lì, è forte fisicamente. Sta cercando con tutto se stesso nel ritrovare quella freschezza con la palla. Guarda un po' l'1 contro 1. Ancora Uenu apre per Modesto, Uenu recupera Hakimi, attenzione 2 contro 1, deve ritirare Zarantonello, lo fa velocissimamente, ma Baron si oppone in diagonale. Adesso la partita è molto molto bella. Ancora Castaldello a puntare, prova l'imbucata, chiude Carregnato, rimessa laterale per Rovereto. Ancora Hakimi dentro, chiude Modesto non benissimo, via, recupera palla, ancora Modesto a mettere una pezza. Di nuovo Rovereto, Vivian per Hakimi. Punta Hakimi, salta, va a calciare Baron con mestiere e infatti viene fischiato fallo a Baron, sembrava abbastanza evidente. Sì, probabilmente il direttore ha lasciato scorrere per vedere l'evoluzione dell'azione, ma qui Baron si è fatto saltare da Hakimi, molto bravo, molto abile, il numero 11 del Rovereto, si accentra e cerca di andare a calciare con il destro. Baron invece in una situazione difensiva un po' troppo stagnante, un po' troppo verticale a livello di corpo, senza essere carico sul quadricipite per andare ad affrontare così un abile Hakimi che si sposta bene a palla per andare a calciare. Calcia Hakimi, deviazione, calcio d'angolo. Castaldello a battere per Bazzanella che calcia forte, chiude Carregnato. Castaldello Vivian si porta la palla verso il dentro ma chiude Kovacic, bravo in anticipo. Carregnato riceve da Modesto, ancora Carregnato, di nuovo Modesto, scarica dietro per Zarantonello, Barone si organizza lo Sporting, sbaglia Barone, attenzione a Castello che calcia, si immola Zarantonello ad opporsi, di nuovo Hakimi per Ceschini, di nuovo Castaldello, ancora Hakimi, Rafinha, difficile disimpegno del Rovereto ma con qualità, Rafinha mette la palla per Hakimi, sul laterale non riesce a tenere dentro che palla il numero 11, ma che palla morbida di Rafinha sulla corsa di Hakimi. Per poco aveva tirato fuori il coniglio del cilindro Rafinha. Riparte lo Sporting con Baron che ha rischiato tantissimo poco fa con un suo errore. Ancora Baron che riceve da Modesto, Zarantonello, Carregnato, Baron palla sopra a cercare Zarantonello, è libero di Zarantonello dentro per Modesto che non può controllare bene perché la palla era molto lenta. Errore di Zarantonello che di prima non riesce a mettere il pallone giusto. Recupera palla ancora Rafinha per Castaldello, Vivian riorganizza Rovereto, Thiago se ne va, calcia, Kovacic ci si oppone. Che fiammate che stiamo vedendo, Alberto, che lancio. Attenzione, Wow. qui la giocata di Thiago, c'è il tocco però, prima del tocco di Thiago, della difesa dello Sporting, quindi palla dentro di Thiago per Rafinha che calcia, la palla dall'altra parte, tocca Thiago, rimessa per lo Sporting. Dicevamo che il lancio abbiamo visto prima in fondo verso Zarantonello che
una situazione così nitida era difficile sbagliare. Peccato il passaggio troppo lento e troppo indietro verso Modesto, che non è riuscito ad andare a calciare e andare a far male al Rovereto, ma azioni che si stanno sviluppando soprattutto nella metà campo dello Sport Atamarca, come ora vediamo Rafinha e Tiago alla destra. Baron qui di furbizia, calcia addosso alla Rafinha, rimessa laterale per lo Sporting. Sì, nella palla sopra che ha fatto Baron prima per Zarantonello. Probabilmente se la palla fosse stata dall'altra parte sul destro, Zarantonello non avrebbe sbagliato l'appoggio. Non è un alibi ovviamente, perché comunque era fattibilissimo. Per l'occasione dello Sporting è scivolata via, quindi riparte con la Rovereto. Attenzione, Vivian non trova lo spazio per calciare, recupera la posizione Veiseli e quindi Vivian scarica Tiago. Gastaldello. Murga, lo ipnotizza Murga, recupera palla Murga, subisce fallo Murga, l'arbitro non fischia e Murga recupera un altro pallone e poi si lamenta con i direttori. Secondo me con ragione questa volta, ma si continua a giocare. Zara con Gastaldello per Tiago a lottare, perde palla, Baron scarica Kovacic che lancia lungo a cercare Veiseli, non può mai arrivarci, qui il pallone era difficile e quindi Gastaldello, appoggio per Tiago, pressione dello Sporting con Veiseli, attenzione Rafinha col suo tocco di palla cerca di liberarsi, trova lo spazio per andarsene, Veiseli lo segue, ancora Veiseli, fallo di Veiseli, ammonizione rosso, era già ammonito Veiseli. Proteste vibranti della panchina dello Sporting e anche dei componenti del campo, a cominciare dal capitano, perché secondo loro Veiseli tocca la palla. Grossissime proteste. Sì, di sicuro non è stato un fallo da sprovveduto. Si è fatto cogliere Veiseli un po' impreparato nell'1 contro 1 con Rafinha, che di mestiere se ne va. Ora eravamo troppo lontani per vedere se effettivamente l'entità del fallo era da cartellino, ma attenzione che questo sviluppo ai 10 minuti del secondo tempo può segnare la differenza nel gioco, soprattutto nel punteggio, giocando un 4-3 di movimento per il Rovereto. Un'espulsione che sicuramente potrà spostare gli equilibri. Sporting adesso è in inferiorità numerica. Due minuti per il Rovereto per cercare il gol del pari, 2 minuti per lo Sporting per difendersi strenuamente fino alla morte. Hakimi calcia, primo brivido, palla fuori e non ci ha pensato 2 volte, ha ricevuto palla da Bazzanella, tocco e tiro di poco a lato Hakimi e subito in pressione andare a occupare più spazio possibile e difatti Draga libera la palla lungo linea a 3/4 campo. rimessa laterale per Bazzanella. Hakimi, Tiago, Hakimi, Bazzanella, ancora scambiano giocatori del Rovereto, cercare un pertugio per la difesa dello Sport. Attenzione, va dentro, eccolo qua, il gol del pari di Tiago dopo 21 secondi in superiorità numerica. Ed è così che il Rovereto si gioca bene il gettone della superiorità numerica. Guarda qui la palla di Rafinha che passa sotto le gambe di Carignato, forse un po' troppo riservato Dragan, rimanendo nella propria linea di porta. Un pochino più spregiudicato avrebbe agevolato l'uscita e andare a ribattere quella palla lì dentro l'area, che Tiago è riuscito in un modo molto scaltro a metterci a puntina
andare a segno e portare i compagni all'1-1 a 9 minuti e 46 secondi del secondo tempo. E adesso qui l'errore di Cerantola, quello che non deve capitare allo Sporting è di buttarsi giù e rischiare ancora. Zarantonello per Cerantola, il Rovereto acquista fiducia. Zarantonello, palla sopra, cercare Carignato, non ci può arrivare neanche Wenu. Ceschini a protezione, la palla esce fuori. Sembrava laterale, danno dal fondo, riparte Ceschini, Tiago ad aprire per Rafinha, c'è lo spazio, Rafinha non riesce ad agganciare il pallone, Cerantola lo controlla. Kovacic può ripartire. Cerantola, palla sopra, cercare Wenu, non può arrivare il pivot dello Sporting e quindi riparte Ceschini. Tiago, palla sopra, anche lui sbaglia l'appoggio, ma c'è il tocco di Zarantonello a deviare, quindi rimessa laterale per Rovereto. Attenzione che ora hai dato speranza a Rovereto. Ora Rovereto sta salendo il punteggio, ha acquisito quella fiducia del secondo tempo, credendoci fino in fondo. Potrebbe essere un rischio fatale per lo Sport Datamarca. Tiago prova la giocata, è fortunato, la palla arriva a Onzaka. Rafinha passa tutto da lui. Hakimi, Tiago, ancora Rafinha, Suola per Hakimi, pressione dello Sporting. Tiago, ancora Hakimi, palla a cercare Onzaka. Cerantola con il fisico lo induce all'errore, la palla finisce fuori in fallo laterale, quindi rimessa per lo Sporting. 8:20 alla fine del match, 1-1 al Palamaser. A Murga ha risposto Tiago, prova quindi imbucata profonda a Cerantola, la palla era interessante ma difficile, infatti la palla viene persa. Recupera Rovereto, ancora Rafinha, parallela per Tiago, calcia in diagonale, la palla attraversa tutto lo specchio della porta e si spegne sul fondo. Brivido importante sulla schiena dei tifosi dello Sporting. Wenu prova la giocata di prestigio, la palla finisce a Cerantola, attenzione Cerantola, prova a illuminarsi, il 7 in buca per Wenu, la tocca a lui adesso, prova il tunnel Wenu, la palla resta lì, riparte Hakimi. Murga ancora in chiusura, Ceschini, Tiago, 7:35 alla fine. Murga in anticipo ancora una volta, Jesus Murga che poi riesce ad evitare il fallo laterale. Cerantola in buca per Zarantonello, ha spazio il 30, viene spinto un po' con mestiere da Onzaka, poi Zarantonello lo trattiene. Adesso subentra anche un po' di nervosismo di Rafinha per spinta di Wenu, infatti dicevamo del nervosismo. Wenu viene ammonito per una spinta ai danni di Tiago. Sì, sicuramente l'idea è quella di far capire a Carlo Wenu di non giocare di fisico lontano dalla palla, ma sei al limite comunque in una condizione di intensità e fisicità dove comunque ti stai giocando tutto e lo stai vedendo anche dalla relazione che c'è tra i giocatori di Rovereto, che c'è la possibilità di salire il punteggio. C'è un fallo di Onzaka, Cerantola arrabbiatissimo, il fallo era abbastanza evidente a mio avviso, li avevamo proprio qua davanti. Il direttore di gara non lo ravvisa e quindi va a rilancio Ceschini con mestiere Murga a trattenere Onzaka, la palla finisce sul fondo, riparte Kovacevic per Baron. Murga, giocata ancora di Murga, se ne va, trattenuto
E cartellino per Onzacca. Murga, un fattore, è un fattore Murga quando ha la palla tra i piedi, anche quando non ce l'ha. Giocatore totale. Jesus Murga, fondamentale. Sì, è un giocatore importantissimo per la condizione che sta vivendo ora lo Sporting Altamarca, soprattutto in questo preciso istante dove hai Viselli che è stato espulso e non hai un centrale che può darti il cambio come Alvise Rosso. Wenu a difendere palla contro Hakimi con le braccia. Hakimi calcia Wenu, para Ceschini. Gastaldello rischia tantissimo qui, l'ho detto, palla sopra, Cerantola arriva, lo recupera, tocca Cerantola ancora, Cerantola scivola, calcia Baron, Murato, ancora Baron, spinto da Hakimi con grande mestiere. Baron qui, grande esperienza, furbizia, scaltrezza, ce l'ha Baron questa cosa qui ed è importantissima, è una qualità indiscutibile. Anche perché era una palla bruttissima, lui era di spalle alla porta, rimbalzava, girava, ha messo il corpo tra palla e l'avversario e ha preso un grandissimo fallo. Se ancora a tre quarti campo è d'attacco per lo Sporting. Buccata lato a lato di Cerantola, rischiosa ma efficace. Qua Cerantola prova la giocata, Cerantola prova a girarsi, Cerantola contro due, alla fine Rafinha lo controlla e lo accompagna sul fondo. Rafinha, imbucata bellissima per Bazzanella, attenzione contro Kovacic, palo di Bazzanella, chiamano la deviazione di Kovacic, forse c'è stata, anzi sì, c'era e come, forse non è neanche palo ma è palo esterno. E l'ha parata bene lì, È stata una gran parata anche di qui di Kovacic. Chiediamo scusa a Dragan, anzi chiedo scusa a Dragan, ma ancora decisivo. Qui Baron sbaglia, recupera palla Thiago, Rafinha, attenzione al campo, chiude Cerantola, riparte Wenu, attenzione 3 contro 2 contro 1, Cerantola si ferma, sbaglia il controllo, incredibile Cerantola, riparte Gastaldello, attenzione Rafinha, Thiago, bravissimo Kovacevic ad uscire con cattiveria e convinzione, a chiudere lo specchio, a recuperare la calcia Wenu, calcia e Ceschini si distende, adesso è emozione pura. E stiamo vedendo continuamente superiorità numerica e contropiedi da ambo i lati. Bravissimo qui Draga andare a sradicare totalmente la palla e subito poi Carlo Wenu andare al tiro, anche se era un po' allentata la difesa, ma è stato bravo comunque a crederci dalla lontananza. Ma che palla, l'azione precedente con Cerantola che ha bisticciato un po'. Secondo me l'idea era di dare la palla al secondo palo a Carlo e gli è rimasta un po' di stanchezza nella forza di colpire la sfera. Forse che è un cambio idea all'ultimo di Cerantola, perché ha visto forse la chiusura ai danni di Wenu sul secondo palo e con il sinistro, non è il suo piede ma ha fatto male parecchie volte, ha perso il controllo del pallone. Peccato perché l'occasione era clamorosa, creata benissimo dal duo Wenu e Cerantola. Qui Murga se ne va, calcia dentro, deviazione ancora pericolosamente, fallo di fondo, ancora calcio d'angolo per lo Sporting Altamarca, andrà a battere Murga che si tocca un po' il quadricipite. Palla sopra di Murga per Zantonella, mette giù, calcia alto, ancora Zantonello a chiudere, Murga arriva con grandissima giocata anche di Murga che fa ripartire i suoi, Caregnato, buonissima l'idea, troppo lungo il servizio per Zantonello, ma Murga ragazzi è un giocatore pazzesco. Sta dimostrando anche nel lato offensivo l'1 contro 1 molto splendido, elegante, riesce ad andare sul destro e sinistro, ambo i piedi, molto molto delicato nelle sue giocate, e poi la transizione negativa, andare a recuperare palla nella area
propria, facendosi tutto il campo in diagonale e servire di nuovo il proprio compagno. Che spettacolo. Una sicurezza, una qualità. Jesus Murga, Modesto, calcia lui. Para Ceschini, fa ripartire benissimo Rafinha che si ferma, prova a calciare, ancora chiuso Rafinha, giocata di gambe. Rafinha ancora, bravissimo Zarantonello a non fargli trovare lo spazio per calciare. Qui Baron contro Castaldello, è una sfida tra i due, l'arbitro lascia correre, forse c'era fallo. Ancora Zarantonello a chiudere, alla fine il fallo lo subisce, bravo Marco Zarantonello, 2 volte. E gli sta francobollato lì al limite dell'area, non dà respiro al proprio avversario, è rimasto incollato senza dare così possibilità di girarsi e andare al tiro. Una volta con Rafinha, probabilmente anche la seconda volta. Espulsi Brusaferri e Stein, ammonito Gazzola, o forse ha ammonito Brusaferri, comunque Stein è stato espulso. Stein è stato espulso sicuramente. Il secondo, il vice di Pagana, è stato espulso, si è alzato con veemenza, è stato espulso Stein e probabilmente ammonito Brusaferri o Cerantola addirittura. Ammonito Cerantola, ha provato a difenderlo fino alla fine, Cerantola ammonito. Gazzola ammonito, Cerantola ammonito e Stein espulso. Baron prova a puntare, sbaglia, recupera Zarantonello che si affida a Kovacevic. Baron 3-25, 1-1. Modesto, Zarantonello, Modesto, ancora Zarantonello, di nuovo Modesto, rischia Modesto, profondità, Ceschini a chiudere, ma Modesto c'è arrivato anche stavolta. Bisticcio tra Ceschini e Modesto. Molto nervosismo in campo. La parità vale tantissimo, i punti pesano doppio. Spinge Ceschini, Modesto non ci può arrivare alla fine a mettere in moto Vivian che si accentra, va a calciare, chiude Barone, poi c'è un Kovacevic, grandissima chiusura su Vivian, fa ripartire Modesto che apre per Caregnato, dentro per Modesto, chiude Rafinha che è ovunque, c'è spazio per Rafinha, attenzione, apre per Vivian, ancora Dragan Kovacic che si autolancia, parte lui, l'appoggio è sbagliato per Barone, troppo profondo e time out chiamato da Sajani. Emozioni continue in questo secondo tempo, decisamente più bello del primo, anche se il primo, come dicevamo, in fase iniziale soprattutto, ma anche nella parte conclusiva ha avuto parecchi sussulti. Un match tiratissimo, 1-1, è lo stesso risultato dell'andata, è un risultato che, come dicevamo prima, non fa contenti nessuno dei due e quindi sicuramente vedremo, ci sarà sicuramente una ricerca del gol del 2-1, probabilmente forse anche col power play, vediamo se da una parte o dall'altra. Adesso c'è anche soprattutto da mantenere un po' la calma perché si sono accesi gli animi sia in campo che sulle panchine, con l'espulsione di Stein e la munizione di Cerantola oltre a quella di Gazzola e dall'altra parte qualche parola di troppo. Una partita che, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, è importantissima in chiave playoff, i punti valgono quasi doppio. Lo Sporting a 33, il Rovereto a 34, con questo punteggio qui cambia quasi nulla, 34-35. E quindi vediamo se in questi ultimi 2 minuti e 37 secondi la partita verrà vinta da una delle due squadre
pressione dello Sporting. Palla sopra, Murga ancora in anticipo su Rafinha, bravissimo Murga, con mestiere fa scorrere il pallone a Kovacevic. Cerantola, Carignato, prova la profondità per Wenu in parallela, chiude Castaldello, rimessa per lo Sporting, 2-24. Murga, apre per Cerantola. Per Wenu, difende palla, Wenu con la suola, Murga, palla dentro, chiude Hakimi su Wenu. Altra bellissima qua, palla di Murga, forse un pochino troppo lenta ma precisa. Wenu, spinto, difende palla, Murga per Carignato. Si libera a calzare Carignato, palo! Grande Cerantola a difendere il pallone, a ripetere il pallone sulla linea, evitare che la palla finisca in fallo laterale. Carignato si è girato benissimo, ha calciato verso la porta, ha preso il palo a Ceschini, completamente battuto. Sfortunatissimo lo Sporting. Cerantola calcia smorzando il pallone e quindi rinvia la difesa del Rovereto. Kovacic può ripartire, Cerantola, attenzione alla pressione, lascia scorrere per Carignato. Murga si accentra, Murga steso, riparte Rovereto, attenzione adesso, Murga recupera la palla, spallata di Murga, se ne va ancora Murga, che giocatore Murga, costo to costo di Murga che poi perde il controllo della palla, riparte Rovereto, adesso non c'è più un attimo di riposo, calcia Thiago sull'esterno della rete. Un minuto, 1-0-8, ancora Carignato, prova ad andarsene, si accenta Carignato, calcia dal fondo. Resta a terra Thiago. 1-0-4. Sta vedendo le fiammate, Alberto? Ancora 64 secondi a giocare. Sviluppi che riusciamo a vedere sia da una parte che dall'altra. Quando le squadre si scompongono, offrono spazi e possibilità alla squadra avversaria da approfittare e andare al tiro soprattutto nella collaborazione con giocatori o anche nell'uno contro uno. Allenti un po' la difesa, sei un po' sulle gambe, non sei lucido mentalmente, lascia libertà poi all'avversario andare al tiro. Abbiamo visto con Modesto, abbiamo visto il palo 10 secondi fa di Carignato incredibile, circa dai 10 metri in diagonale, quasi battuto Ceschini. E poi superiorità numerica 2 contro 1 del Rovereto contro Dragan Kovacevic e Zarantonello a andare a difendere con Murga che subito dà aiuto al proprio compagno e va a recuperare palla e andare subito alla parte offensiva. Ultimo giro d'orologio, spettacolo. Cerantola, forza la giocata, 55 secondi, sbaglia Davide Cerantola, quindi possesso del Rovereto. Palla sopra Ceschini, Hakimi mette giù ma non riesce a tenere il pallone in campo. 49 secondi, riparte lo Sporting. Wenu a difendere palla, se ne va Wenu contro 2, Wenu ancora, Wenu calcia! Ceschini para! Che giocata di Wenu! Time out di Gigi Pagana, 41 secondi, giocata pazzesca di Wenu, ne salta a 2, poi il tiro viene un po' smorzato e Ceschini si oppone con la palla che rotola mestamente di fianco al palo e se non è sfortuna poco ci manca.
Guarda, Ceschini quando è andato in chiusura ha sporcato il tiro di Carlo Venù, si è girato, ha visto la palla rotolare verso il calcio d'angolo e con gli occhi guarda in su come dire porca miseria, questa volta mi è andata bene. 41 secondi ancora da fare, possibilità per lo Sport Atamarca, è molto più lucido e molta possibilità di andare al tiro. Attenzione allo sviluppo del calcio d'angolo, time out chiamato Gigi Pagana. E attenzione però alle ripartenze del Rovereto, soprattutto con Rafinha che è letale in fase di possesso. Time out terminato. Va Murga a battere il calcio d'angolo, 41 secondi alla fine. Venù prende palla, lascia lì per Cerantola, ancora Cerantola, calcia lui, Murato, ancora Cerantola, 35 secondi, possesso Sporting, Cerantola prova a liberare il tiro, 30 secondi, parata, no scusi, dal fondo, e quindi palla per Ceschini, Rafinha a gestire, Hakimi, pressing di Venù, sembra funzionare, recupera palla Venù, 23 secondi, rimessa laterale per lo Sporting, 1-1. C'è ancora tanto da fare, 23 secondi, 6 a 3/4 campo, Carlo Venù ben posizionato al limite dell'area, attenzione spalle alla porta. Venù a difendere palla ancora, 16 secondi, Venù si libera, calcia, palla Ceschini, ancora Murga, palla ancora Ceschini, 10 secondi, Ceschini è un muro, E l'avevamo preavvisato lì, Carlo Venù spalla alla porta che va a calciare, bravissimo Ceschini, mamma mia. Paratona, soprattutto la seconda, poi sul tacco improvviso di Murga. È sempre lì, posizionato molto molto bene. Ottima partita del 16 Rovereto. Murga spazio a calciare, ancora Ceschini, incredibile! E finisce qui, incredibile, Ceschini ha parato anche alla fine, miracoloso Ceschini! E finisce 1-1, un punto che non fa contento a nessuna delle due, ma è un punto che per il Rovereto porta sicuramente la firma di Ceschini, che ha parato tutto ha parato. Dall'altra parte comunque anche Kovacevic ha fatto degli interventi prodigiosi e lo Sporting comunque ha dato segnali di ripresa, con la sfortuna che si aggiunge a un super Ceschini che ha impedito alla squadra di Gigi Pagana di portare a casa i 3 punti. E ha messo in grosse difficoltà il 16 del Rovereto lì all'interno dell'area, con le mani e con i piedi è riuscito ad arpionare qualsiasi pallone tranne l'unico gol che ha ricevuto al primo tempo. Chiaro che per lo Sport Atamarca è stato un po' sfortunato nella conduzione della partita, quel rosso De Vicelli è andato un po' ad intaccare il risultato, lasciando la possibilità nella superiorità numerica del 4 contro 3 per i ragazzi di Sajani andare a concludere alle spalle di Dragan Kovacevic e portando il punteggio 1-1. Peccato per lo Sport Atamarca, un po' più di fortuna forse avrebbe giovato e forse anche un po' più di tranquillità mentale. È chiaro che sei in difficoltà, non hai il numero necessario per tenere un'intensità importante per i playoff, però sei lì vicino, non mollare e ci arriverai. E quindi questo pareggio non cambia appunto le posizioni in classifica delle due squadre, con lo Sporting che è ancora meno uno della zona playoff, con il Rovereto che è ancora quinto, ha agganciato il CDM a 35, il Maccana è terzo a 36. Ancora tutto apertissimo, quindi prossimo turno sabato, già sabato questo per lo Sporting si prevede la trasferta di Verona contro Olimpia Verona. Per il Rovereto il match casalingo contro gli isolani del Leonardo.
e quindi per entrambe la possibilità di tornare alla vittoria e continuare così la corsa verso i playoff. Con l'occasione noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e ci ritroviamo prossimamente per le prossime vedute dello Sport di Alta Marca. Un saluto da Alberto Bazzerla e Enrico Mussato.